Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. A Gela un appartamento abbandonato era diventato un centro per il consumo di crack. La pericolosa droga sta diventando sempre più diffusa, cresce la preoccupazione dei residenti. A Catania momenti di apprensione all'ospedale Cannizzaro, fumo e fiamme nel padiglione F, pazienti evacuati e trasferiti al centro congressi. Strage di Altavilla Milice, assolta in appello la figlia di Barreca, per la corte fu incapace di opporsi. Miriam era minorenne all'epoca dei fatti in cui morirono la madre Antonella Salamone e i 2 fratellini. A Catania un uomo ubriaco picchiava la moglie davanti alla figlia nella loro abitazione a Misterbianco. A chiedere aiuto la dodicenne che ha chiamato il 112. In Sicilia spunta un'altra famiglia nel bosco che viveva isolata a Gibilmanna, frazione di Cefalù. La piccola comunità ruota attorno a un enigmatico santone. I 2 bimbi sono stati allontanati e potranno vedere le madri alla presenza di assistenti sociali. A Catania la zona industriale dove i proclami di rilancio si scontrano con la realtà di un'area pericolosa sotto ogni punto di vista, a rischio l'incolumità di migliaia di lavoratori. Calcio, il Catania in cerca dei correttivi giusti per la trasferta al Latina, Viali, avversario difficile, ancora out l'attaccante forte. Bentrovati in apertura, andiamo a Gela dove un appartamento in pieno centro storico, un appartamento abbandonato, era stato trasformato in un centro per consumo di crack. Ignorate le segnalazioni dei residenti del quartiere, sempre più preoccupati per il dilagare di questa pericolosa droga. Gerry Italia. Una crack house in pieno centro storico, e non sarebbe nemmeno l'unica. A pochi passi da una delle principali piazze di spaccio della città, un appartamento abbandonato è diventato da tempo un punto di riferimento per chi consuma droga. Un flusso costante, silenzioso ma evidente. Giovani, giovanissimi ma anche adulti entrano da un piccolo portoncino e ne escono dopo minuti o ore, spesso in condizioni alterate. Siamo entrati all'interno dell'appartamento, i segni non lasciano spazio a dubbi, un luogo che racconta una realtà sommersa ma sempre più diffusa. Vedete qui, accanto a questo materasso sporco, i resti di quello che è stato l'ultimo consumo di droga del tossicodipendente di turno. Guardate qui a terra anche la bottiglietta utilizzata per fumare il crack, e questa è la situazione, insomma, che si trova in diverse case abbandonate del centro storico. I residenti raccontano di un via vai continuo a tutte le ore, di una situazione che ormai sembra fuori controllo. Chi vive in queste vie si trova faccia a faccia con gruppi di persone che si fermano davanti agli ingressi, consumano e spesso restano lì. È diventata questa una zona zombie e noi come residenti abbiamo paura anche ad uscire fuori dalle case perché non sappiamo con chi ci imbattiamo, ecco. Le forze dell'ordine e la procura conoscono bene il fenomeno. Nonostante le operazioni contro lo spaccio, il consumo resta alto e il crack in particolare sta diventando una presenza stabile anche in città. Secondo gli operatori sanitari l'aumento è evidente. I medici del centro di salute mentale segnalano un numero crescente di giovani con gravi conseguenze psicologiche legate all'uso di crack, una droga che altera profondamente il comportamento e accelera il degrado personale, una crepa sociale che si allarga nel silenzio di porte chiuse e occhi che ormai non riescono più a ignorare. A Catania incendio sul tetto del padiglione F3 dell'ospedale Cannizzaro, fumo visibile a distanza e momenti di tensione. È stato evacuato l'intero edificio, nessun ferito, ma i pazienti sono rientrati in serata. In corso ci sono delle verifiche sulle cause del rogo. Eva Spampinato. Dove li state spostando? Stiamo portando al pronto soccorso pediatrico. C'è stato un incendio negli ultimi piani, voi dove eravate? Lì sopra, molto brutto, molto brutto. Hanno evacuato tutto l'ospedale, almeno la parte dell'F3. Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove un incendio ha fatto scattare l'allarme generale. Decine di mezzi dei vigili del fuoco, personale del 118, volanti della polizia mobilitati per i soccorsi, mentre pazienti e personale sanitario venivano fatti uscire in fretta dal padiglione F3, tra il freddo e il vento in aumento che complicava ancora di più la situazione. C'è stato tanto fumo, puzza di bruciato, naturalmente si è sentito fino ai piani bassi, noi siamo qua sotto. Anche noi stesse ci siamo preoccupate, pur essendo appunto al piano zero. Abbiamo visto il fumo
e se abbiamo sentito correre. Una densa colonna di fumo visibile anche a distanza si è alzata dal tetto dell'edificio. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe partito da un malfunzionamento agli impianti di climatizzazione. Una fiammata si sarebbe sviluppata nel cavedio tra il sesto e il settimo piano, con il fumo che ha rapidamente risalito la struttura fino a fuoriuscire dalla copertura. È una cosa inaspettata, insomma. Però visto che tutto il personale ha lavorato in maniera eccellente. I pazienti sono stati spostati nel vicino centro congressi in attesa di venire ricollocati. I pazienti sicuramente sono anche scossi. Oh, certo. Però si sono ripresi, devo dire, abbastanza bene. Hanno avuto una buona reazione. Attimi di paura, confusione, ma nessun ferito alla fine della giornata. La situazione è rientrata, i pazienti sono ritornati nei reparti. La zona e la struttura interessate dall'incendio saranno adesso sottoposte a sequestro per analizzare le cause del rogo. Andiamo adesso al processo sulla strage di Altavilla Milice. È stata assolta la figlia di Barreca, per la Corte non era in grado di intendere in quel momento. Miriam era minorenne all'epoca dei fatti in cui furono uccisi la madre Antonella Salamone e i 2 fratellini. È stata quindi annullata la condanna a 12 anni e 8 mesi. Desiree Ferlito. Assolta con una decisione che ribalta il verdetto di primo grado di una delle stragi familiari più sconvolgenti degli ultimi anni, la Corte d'Appello ha scagionato Miriam, la figlia di Giovanni Barreca, minorenne all'epoca della strage di Altavilla Milice. Un verdetto che cambia la lettura di Una notte d'orrore, quando nel febbraio del 2024 una famiglia fu sterminata tra violenza e fanatismo. La giovane, oggi 21enne, era stata condannata a 12 anni e 8 mesi con rito abbreviato, una sentenza ora completamente riscritta. I giudici hanno stabilito che Miriam non è imputabile per il triplice omicidio in cui persero la vita la madre Antonella Salamone e i fratelli Kevin ed Emanuele di 16 e 5 anni. Accolto il ricorso della difesa, è stata applicata la normativa prevista per i minori, riconosciuta una capacità di intendere solo parziale e soprattutto l'impossibilità di opporsi agli adulti che portarono a compimento la strage. La ragazza, ritenuta inizialmente parte attiva, aveva confessato e collaborato con gli inquirenti, pur tra iniziali dubbi sulla sua attendibilità. Per Miriam è stato disposto l'inserimento in una struttura protetta fuori dalla Sicilia, dove seguirà un percorso con educatori e specialisti, sottoposto a verifiche periodiche. A Mister Bianco un uomo picchiava la moglie davanti alla figlia. A chiedere aiuto è stata la ragazzina. Sentiamo il servizio di Lorena Dolci. Venite presto, papà sta picchiando la mamma. All'altro capo del 112 c'è la vocetta disperata di una ragazzina. Ha solo 12 anni ma decide che non può restare impotente di fronte all'ennesima aggressione alla madre. È lei che compone il numero di emergenza. Immediato l'intervento dei carabinieri che in una casa al centro di Mister Bianco trovano un uomo ubriaco che aveva preso a calci la compagna, ancora impaurita e dolorante. I medici hanno attivato il codice rosa. La donna ne avrà per 30 giorni. Solo una volta al sicuro ha deciso di denunciare i maltrattamenti da parte del compagno che andavano avanti da 18 anni. Per 2 volte nei mesi scorsi la donna aveva trovato rifugio a casa di sua madre, ma non era bastato a fermarlo. C'è voluto il coraggio della figlia. Adesso per il 44enne è scattato l'arresto. In Sicilia spunta un'altra famiglia nel bosco che viveva isolata a Gibilmanna, vicino Cefalù. La piccola comunità ruota attorno a uno strano santone. I 2 bimbi sono stati allontanati e potranno vedere la madre alla presenza di assistenti sociali. Sentiamo. Tetti semidiroccati, finestre chiuse, bagni chimici. Ancora una famiglia nel bosco, ma molto diversa da quella più nota. All'Aquila c'erano 2 genitori e i loro 3 figli. Qui, nel bosco di Gibilmanna, vicino Cefalù, c'è un santone, una comunità di stranieri, fra cui 2 ragazzini. Lo scenario siciliano è questo casolare isolato, dove vivono una quindicina di persone, fra loro anche 2 bambini di 7 e 11 anni, figli dello stesso papà tedesco, una mamma italiana, l'altra tedesca. Stavano sempre chiusi in casa, racconta un vicino di casa. Uscivamo solo di notte, confermano le 2 mamme. La procura dei minori ha accertato che i bimbi dormivano su un materassino gonfiabile, tra candele e piatti sporchi. Non sono mai andati a scuola e non hanno mai visto un pediatra. Il tribunale ha disposto che stiano con i nonni del bimbo italiano. Le madri potranno incontrarli in quella casa, ma solo sotto la vigilanza degli assistenti sociali. Il padre li potrà vedere invece in uno spazio neutro. La comunità fa capo ad un santone, Mark Ravikiran Koppikar. Questa è la sua
sua pagina Facebook, in cui si definisce maestro spirituale di origini tedesco-indiane. Quello che non dice è che gira in Maserati a 2 guardie del corpo e vive in una comoda villa quando non gira il mondo per incontrare i suoi seguaci. Fino a qualche mese fa il gruppo era in Scozia. Viviamo con le donazioni dei nostri familiari, ha spiegato uno dei componenti del gruppo alla polizia. Su questo cartello c'è scritto in tedesco: pentiti dei tuoi peccati, immergiti nelle vibrazioni curative. E adesso a Catania, la zona industriale, nonostante i programmi di rilancio con milioni da utilizzare, tutto questo si scontra con la realtà di un'area che continua a vivere i disagi di sempre tra buche, allagamenti e disservizi vari. Tonino De Mana. Sapere che già il 26 agosto ci sarà la prima gara per l'intervento dell'area industriale è un grandissimo passo in avanti. Sono passati quasi 8 mesi dalla dichiarazione dell'assessore regionale alle attività produttive Tamaio, che annunciava un piano di interventi da 50 milioni di euro, ma alla zona industriale di Catania tutto tace. Speravo anche in un cronoprogramma che potesse iniziare soprattutto da quelle che sono le esigenze maggiori. Purtroppo ancora non ho visto questo. Da queste parti si sentono soltanto le proteste dei dipendenti per lo stato da terzo mondo delle infrastrutture e i rumori meccanici dei mezzi in transito sulle voragini. Attenzione, non buche. E i rischi sono raddoppiati nelle giornate di pioggia in una zona soggetta ad allagamenti anche per l'ostruzione dei canali e per le buche che, riempiendosi d'acqua, rappresentano una pericolosa trappola. E ricevo giornalmente decine se non centinaia di segnalazioni di lavoratrici e lavoratori che si recano presso il proprio posto di lavoro, che ci rimettono le macchine, soprattutto la sera, in cui una buona parte della zona industriale continua a rimanere al buio. Quasi 20.000 persone giornalmente si recano sul posto di lavoro alla zona industriale, in alcuni casi il rischio è addirittura segnalato in azienda. L'avviso che vedete si riferisce a questa rotatoria. Qualsiasi destinazione si scelga, la voragine è sempre in agguato. Per non parlare del ponte sull'8ª strada, le cui condizioni sono sotto gli occhi di tutti. È a mio avviso un vero pericolo, andrebbe non consolidato come previsto nell'impegno dei 50 milioni di euro, ma andrebbe abbattuto. Imbarazzante anche la condizione dei marciapiedi. Qui ci sono 2 scelte da fare: scendere con la possibilità di essere investiti oppure azzardarsi sulle precarie basole in cemento, con il rischio però di fare un salto nel vuoto. A Palermo l'ospedale Villa Sofia è in mano ai posteggiatori abusivi. È la denuncia dei medici ospedalieri e degli utenti costretti a subire continue richieste di denaro. Marco Gullà. Un ospedale in mano ai posteggiatori abusivi, e così il sindacato dei medici ospedalieri insorge e chiede interventi sotto i riflettori Villa Sofia a Palermo e le sue aree parcheggio. Il CIMO invoca il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno dei posteggiatori abusivi. L'area del parcheggio, che oggi è un vero e proprio Far West, nelle mani di posteggiatori abusivi che chiedono spesso denaro sia ai pazienti che vengono dall'esterno, ma anche agli operatori sanitari, a chi in ospedale lavora, e si trova costretto certe volte a dover anche elargire qualche somma per evitare danneggiamenti alle macchine o furti di auto. Villa Sofia ha già segnalato alle autorità competenti l'incresciosa situazione, ma ad oggi non si sono visti segnali auspicati. Ne risulta sufficiente la presenza dei vigilantes di una ditta esterna, sottolinea il CIMO. Alcuni medici che non hanno voluto pagare il racket del parcheggio hanno poi ritrovato le loro auto danneggiate, graffiate o con le gomme bucate. E adesso la politica. Sono passati 3 giorni, ma il risultato referendario continua ad agitare la politica anche in Sicilia. La maggioranza è assente all'Arsi e adesso qualcuno rischia la poltrona anche qui. Emanuela Corsi. Dopo la sconfitta referendaria, il terremoto politico registrato a Roma potrebbe sbarcare anche in Sicilia. Le voci di corridoio si inseguono. Il commissario di Fratelli d'Italia nell'isola, Luca Sbardella, dice che sulle questioni giudiziarie applicherà il criterio che verrà indicato dal Partito Nazionale. A rischiare sarebbe soprattutto Elvira Amata, assessore al turismo, che potrebbe rientrare nella strategia meloniana tesa ad accantonare proprio gli indagati. Rischia, anche se meno, persino il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, ma ancora il commissario di Fratelli d'Italia Sbardella riferisce
riferisce di non avere sentori di cambi di rotta nell'isola. La partita invece appare abbastanza aperta all'interno di Forza Italia. Tocca al deputato catanese Salvatore Marchio lanciare un appello perché anche in Sicilia venga recepita l'indicazione di Marina Berlusconi e si proceda velocemente verso il Congresso. Lo scontro interno, sostiene Tomarchio, rischia di oscurare gli importanti risultati politici e amministrativi del governo Schifani. Dati, economia e impresa sono le parole chiave su cui puntare. Intanto l'eurodeputato Marco Falcone, che è anche coordinatore azzurro a Catania, ha incontrato il governatore Renato Schifani. Serve un cambio di passo nella gestione del partito in Sicilia, ha detto dopo il vertice. Infine c'è il centro-sinistra che cavalca la vittoria del no e pensa ad anticipare le primarie per scegliere i propri candidati anche subito. Adesso una breve pausa, tra poco. A Catania è scattato il piano di pulizia e manutenzione ordinaria delle fontane ornamentali rimaste spente e non funzionanti nelle ultime settimane. Gli interventi sono partiti alla fontana dell'Elefante di Piazza Duomo, simbolo della città, per proseguire con le fontane del Giardino Bellini, di Piazza Teatro Massimo, di Piazza Cutelli, di Piazza San Francesco e la fontana centrale di Piazza Iolanda. I lavori sono finanziati con una parte dei fondi ricavati dalla tassa di soggiorno. L'ombra della speculazione sulle uova di Pasqua. Rispetto allo scorso anno i prezzi sono lievitati e quando sembrano invariati spesso è il prodotto ad essere più piccolo, anche se è camuffato da una grande confezione. Francesco Aloi. Lei ha appena fatto la spesa, ha già acquistato le uova? No, ancora no. Ho visto però ci sono dei prezzi abbastanza alti rispetto all'anno scorso. Forse i consumatori meno attenti non lo avranno notato, ma le uova di Pasqua sono più care rispetto agli anni precedenti. Se all'apparenza il prezzo può sembrare lo stesso, in realtà il prodotto è più piccolo, quindi in proporzione costa di più. Si tratta di una strategia commerciale, la shrinkflation, in italiano sgrammatura. Visto che sono dei consumi limitati a un periodo proprio pasquale, non duraturi per tutto l'anno, tutto sommato rispettiamo le tradizioni, che è positivo. Sperando che il prossimo anno sia una Pasqua più economica. Quanto ha speso? Più di 54 euro. A poco più di una settimana dalla Pasqua, nei supermercati è caccia alle uova. Soprattutto per i più piccoli è una tradizione a cui non si rinuncia, nemmeno se c'è l'inflazione, che però per molti ha il sapore di speculazione. Soprattutto perché molti acquisti non sono, evitabili, e quindi la speculazione preme proprio su questo. Infatti anche noi l'abbiamo visto che volevamo prenderli, ma chi ha 4 bambini, 5 bambini è difficile. E in effetti negli ultimi mesi il prezzo del cacao è diminuito, anche con picchi del meno 70%, ma a quanto pare questo non basta. Quindi prima di acquistare controllate bene il peso, perché altrimenti una volta aperto servirà la lente di ingrandimento, non per trovare la sorpresa, ma l'uovo. A Favara nell'Agrigentino riscopre la memoria delle sue miniere. Inaugurato al Castello Chiaramonte il nuovo museo multimediale dello zolfo. Davide Sardo. Passato e futuro si stringono la mano nel segno della memoria e dell'identità. A Favara nasce il Museo Multimediale dello Zolfo, un viaggio potente dentro la storia dei Carusi tra fatica, dignità e diritti negati. Dalle miniere della Lucia e di Ciavolotta fino al cuore del Castello Chiaramonte prende vita un percorso immersivo che racconta ai giovani di oggi il sacrificio di un tempo. Ragazzi segnati dalla fame e dal lavoro disumano tornano a parlare virtualmente alle nuove generazioni cresciute nel benessere. Creare un museo multimediale che ricordi una parte essenziale della nostra comunità, perché per molti anni Favara è cresciuta economicamente, culturalmente e anche come città intorno allo sfruttamento delle miniere di zolfo, e ha pagato poi le conseguenze più alte sia in termini di vita che di migrazione quando poi il fenomeno delle miniere di zolfo è finito. Il museo, finanziato dal GAL Sicilia, consente anche la riapertura del piano nobile del castello, chiuso da oltre 13 anni, un recupero atteso che unisce riqualificazione e cultura. Io spero che questo museo dia la possibilità ai nostri giovani di
non solo coltivare pagine della nostra storia, ma trarre giovamento, da quello che era lo sfruttamento minorile. Un racconto intenso e coinvolgente tra immagini e memoria, per non dimenticare e per costruire consapevolezza, perché il futuro passa anche dalla conoscenza del proprio passato. Adesso ancora una breve pausa e poi parleremo della trasferta del Catania e quindi di calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, il tecnico Viali a 48 ore dalla trasferta di Latina ha parlato in conferenza stampa, sentiamo Francesco Triolo. Nessuna modifica sostanziale, ma la ricerca di conferme, anche di fortuna. Il Catania viaggia alla volta di Latino con l'obiettivo di difendere il secondo posto dalle inseguitrici, Salernitana e Cosenza, distanti rispettivamente 5 e 6 punti. I laziali sono squadra da non sottovalutare, sono in finale di Coppa Italia, se la giocheranno la prossima settimana proprio al Francioni. Hanno motivazioni i laziali e Viali non a caso ha sottolineato proprio le caratteristiche del Latina. Comunque è una squadra che rende difficile le partite a qualsiasi avversario, ha un dato curioso rispetto alla classifica, la sesta miglior difesa e quindi questo dato rende l'idea su come sia complicato riuscire a aprire le partite contro una squadra così organizzata. Il Catania, che ha trovato Viali, è una squadra con entusiasmo ma appesantita dalla pressione di vincere a tutti i costi e serve una squadra che detti i tempi della partita. Chiaramente dobbiamo diventare più veloci, più rapidi nel far girare palla, nel muovere l'avversario e chiaramente trovare automatismi non solo per i giocatori che iniziano dal basso il gioco, ma chiaramente davanti dobbiamo dare la possibilità a questi portatori di palla di avere più soluzioni per scegliere, per verticalizzare, dove lunedì sera abbiamo così fatto non bene questa verticalizzazione. Forte non sarà convocato, il suo recupero verrà valutato settimana per settimana. Cicerelli sta bene, gli manca il ritmo partita, ma per lui è una gara diversa perché proprio in quella d'andata si è infortunata. Adesso sabato è quella in cui vuole tornare a lasciare il segno. Latina Catania sarà trasmessa in diretto in chiaro in esclusiva su Telecolor sabato a partire dalle 13:30. E noi ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.